L'immigrazione siciliana rappresenta uno dei più significativi fenomeni migratori della storia italiana, con oltre 15.000 partenze solo nel 2023 e un totale di 826.616 siciliani residenti all'estero. È proprio per valorizzare questo patrimonio umano e culturale che nasce la Fondazione Made in Sicily Museum, costituita ufficialmente il 9 maggio di quest'anno, data che coincide con l'anniversario della morte di Peppino Impastato, figura emblematica della lotta alla mafia. Qual è l'obiettivo? È offrire una casa agli oltre 80 milioni di siciliani nel mondo. Abbiamo 6 milioni di siciliani che vivono in Sicilia, gli altri 75 milioni sono distribuiti in tutto il pianeta. Immaginiamo un posto che può essere per loro un luogo dove tornare a casa, dove raccontare la bellezza delle loro storie. La fondazione nasce dall'evoluzione di un progetto precedente lanciato da Davide Morici, nato durante la pandemia per sostenere i piccoli produttori locali. La fondazione Made in Sicily Museum nasce dal progetto del Made in Sicily, che è di fatto un progetto che vuole essere trade union tra i siciliani nel mondo e portare e promuovere quello che è il genio, l'estro, la bellezza dell'essere siciliani in un sistema che comprende tutto il mondo a livello internazionale. La Fondazione si propone di creare un museo che non sia solo un luogo espositivo, ma un centro vivo di connessione tra i siciliani nel mondo. È un luogo di creatività, un luogo nel quale si possa sperimentare, si possa incontrare, si possa costruire e soprattutto si possa immaginare come può essere la Sicilia di domani, perché oggi la Sicilia è un'isola con un arcipelago di isole nel mondo. Noi immaginiamo una grande unica isola, quindi in questo luogo immaginiamo una sperimentazione fra i siciliani che vivono in Sicilia e i siciliani che vivono fuori, una sperimentazione nel cibo, nell'arte, nella creatività, insomma un punto di incontro. Nata di recente, ha diverse iniziative già attive. La Fondazione nasce con un patrimonio iniziale di circa 60.000 euro, costituito principalmente dal valore delle opere d'arte conferite dai fondatori. L'obiettivo futuro è ambizioso: aprire una sede fisica in un immobile pubblico dato in concessione o uno privato acquistato. La fondazione, che è stata ufficializzata, fondata e costituita il 9 maggio del 2025, parte da un processo che nasce un anno prima, ovvero con l'istituzione del Libro delle Radici, che viene inaugurato al Teatro Massimo di Palermo, che è un libro che vuole dare valore ai siciliani nel mondo, un po' al contrario di Ellis Island, vuole far firmare, quindi dare un'identità forte a questi siciliani nel mondo. Oltre a questo, poi una serie di opere, tra cui l'Albero delle Radici, che è presente all'aeroporto di Palermo, che è dedicato ai siciliani nel mondo, e da là proprio un processo che ha portato alla costituzione della fondazione lo scorso 9 maggio.